Esattamente. Vabbè. Guarda, una ragazza. Ascolta Claudio, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? 1,71 m, occhi celesti perché... Ti piacciono le donne con gli occhi celesti? Sì, è molto intelligente, una ragazza molto... La vuoi bionda? Ma basta che una ragazza intelligente. Quindi biondo o mora non ha importanza per te? No, deve avere un bel fisico, certo. Deve essere una ragazza di carattere che andiamo d'accordo, non è che è facile oggi trovare una donna giusta, io ho delle esperienze perché l'ho avuto. Certo, abbiamo detto tu sei separato, giusto? Sì, io esattamente sono separato. C'hai figli? No, figli non ce l'ho. Va bene, ascolta, come passi il tempo nella giornata? Quali sono i tuoi hobby? Io esattamente il giorno mi alzo un po' verso le 9 di mattina quando non lavoro, no? Vado al bar, prendo il caffè, mi leggo il giornale, poi verso l'11 vado a qualche sala di gioco, passo le sere. Che lavoro fai? Io faccio esattamente, vendo l'ambulante, vendo pesce, faccio il commerciante. Commerciante di pesce? Sì, mettiamo a commerciante, che mi do da fare per vivere, per campare, tutto qua. Praticamente il tuo lavoro consiste nel comprare e poi vendere. Tu compri praticamente dai pescatori e poi vendi al dettaglio, giusto? Sì, io esattamente, alle volte le compro direttamente in barca, o qualche amico alle volte ci aiuto, cose, le affranchisco e guadagno qualche cosa. Va bene, allora ascolta, parliamo dell'età. Che età dovrebbe avere questa tua ragazza ideale? Esattamente, non è che c'è età con l'amore, è esattamente come... Cioè l'età non ha importanza per te? No, basta che è una ragazza molto intelligente e che lavora lei, perché oggi come oggi con questo euro è un modura, perché non è che devo... Si dice non si può campare più. Magari se la trovassi che lei c'è un posto, una parrucchiera, un lavoro bene, che lei guadagna bene, io un passo lo posso pure fare. Così no, se la devo trovare, che la devo mantenere io, non ce la faccio, certo. Oggi come oggi. Mio fratello faceva il cameriere in una delle grandi